Si è ingegnerizzato un'epoca, io non vedo molta differenza tra la prima e la seconda Repubblica, salvo qualche faccia nuova che fa la copertura alla faccia vecchia che tira le fila. Ciò detto, io ritengo che bisogna, per esempio, parliamo un po' dei miei errori. Così. Me lo dico da solo, da solo, vai. Io credo, io quando ho fatto l'Italia dei Valori, quando ho fondato l'Italia dei Valori, l'ho fondato con l'idea di costruire una classe dirigente diversa. Non ci sono riuscito. No, si è riempita di personaggi strani l'Italia dei Valori. Ho fatto degli errori, per questo io ritengo che prima si costruiscono delle regole per cui siano i cittadini direttamente a scegliere, a cominciare dalla legge elettorale, piuttosto che affidarla a una persona sola, che se è in buona fede sbaglia, se è in malafede si vende. Quindi sotto questo aspetto io credo che la prima cosa sia proprio questo, di rimettere proprio in democrazia la palla in mano ai cittadini. In secondo luogo, io credo che qui adesso è tempo di finirla. Questa è destra, questa è sinistra. Le prime liberalizzazioni l'abbiamo fatte col governo Prodi e Bersani, quindi voglio dire, ci sono delle cose che vengono chiamate comunemente di destra, ma in realtà sono cose giuste. Così ci sono delle cose che vengono chiamate comunemente di sinistra, ma in realtà sono ingiuste. Bisogna andare a vedere di volta in volta di che cosa parliamo. L'IMU, faccio un esempio. Dire, come dice Berlusconi, togliamola a tutti, non va bene. Dire non togliamola a nessuno non va bene. Né va bene dire la prima casa. Aspetta, ma mi tolga una curiosità. Non è vero, dipende se ce n'hai 100 di case, anche se la prima è bene che la paghi l'IMU. Se c'è solo quella, c'hai il mutuo, non c'è una lira, è meglio che non la paghi l'IMU.